Attaccare il Movimento 5 Stelle sulla mafia è la cosa più ridicola che abbia mai sentito. I fatti parlano per noi. Dopo pochi mesi che eravamo al governo abbiamo approvato la più importante legge anticorruzione degli ultimi decenni, legge spazza corrotti, firmata dal ministro Bonafede. Sempre con noi al governo abbiamo approvato una legge sul voto di scambio politico-mafioso che potrebbe avere come titolo "Via la mafia dalla politica", quindi non dobbiamo neanche parlare perché i fatti parlano di noi. E chi oggi dice il contrario, come ad esempio chi sta a capo del partito Fratelli d'Italia, si dovrebbe semplicemente vergognare. Andate su un qualsiasi motore di ricerca, digitate Fratelli d'Italia arresti, digitate Fratelli d'Italia corruzione e quant'altro, vi escono queste notizie, vi riporto solo quelle degli ultimi mesi. In questo caso politica 'ndrangheta, arrestato l'uomo forte di Fratelli d'Italia in Calabria. Ecco altri articoli. In Calabria, quinto esponente di Fratelli d'Italia arrestato in pochi mesi. Arrestato Roberto Rosso, assessore piemontese di Fratelli d'Italia, e altre cose. Quindi non accettate, non fatevi fregare da quella trasmissione di ieri di Giletti, all'interno della quale è stata ribaltata completamente la verità, perché la notizia è che il bravissimo ministro Bonafede, sempre in prima linea, i fatti lo dimostrano, per legalità e lotta a corruzione e mafia, aveva proposto poco dopo il suo insediamento al ministero ad un grande magistrato Di Matteo 2 incarichi importanti, uno a capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il secondo, ancora più importante, come confermato da Bonafede, la direzione generale degli affari penali, un incarico operativo più di frontiera dove si può maggiormente incidere nella lotta alla mafia e che era addirittura stato ricoperto da Giovanni Falconi. Il magistrato rifiuta, ma la notizia che viene riportata da Giletti, che oramai conosciamo tutti, è esatto opposto. Sembra un Bonafede che abbia cambiato idea per chissà quale ragione, ma io inizio a capirne il motivo, perché in questo momento stanno arrivando in Italia ingenti quantità di denaro. Col Curitalia li abbiamo messi noi 25 miliardi di soldi freschi, con il decreto che andremo a approvare in questi giorni metteremo nel circuito economico italiano 55 miliardi di soldi freschi di qualsiasi genere, che aiutano le famiglie, che aiutano i singoli lavoratori, che aiutano le imprese. 80 miliardi in tutto, e in più arriverà molta liquidità anche dall'Unione Europea, una torta gigantesca, e a quel sistema politico, affaristico e mediatico che ci ha dominato per tanti decenni, ovviamente il fatto che vengano gestiti con legalità e trasparenza, che sono 2 elementi che scorrono nelle vene del Movimento 5 Stelle, la presenza del Movimento 5 Stelle come protagonista nella decisione delle modalità di utilizzo e di destinazione di questi fondi, e se c'è il Movimento 5 Stelle vanno a voi cittadini, vanno tutte le persone per bene, questa presenza ovviamente è un problema per chi inizia a sentire l'odore dei soldi, e ve lo dicono, e io ve lo spiego semplicemente con i fatti. Il sottoscritto ha impostato quel modello Genova di cui ora tutti parlano, ma sapete che cos'è quel modello Genova? È un decreto ben scritto e c'è tanta legalità e tanta trasparenza. Difatti il ponte è stato ricostruito velocemente, è stato ricostruito senza far spendere i soldi allo Stato, ma facendolo pagare a chi l'ha fatto crollare, che invece Salvini e Toti volevano mettere come coloro che andavano a ricostruire, per farvi capire a che livelli siamo, e quindi non ci sono state ruberie. Il sottoscritto è attaccato, dileggiato, denigrato in tutte le sedi, ma i fatti parlano di che cosa? Parlano di un grande risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle, e sono i fatti che contano, ricordatevelo bene. La stessa cosa, lo stesso modello lo utilizzeremo anche nei prossimi mesi, che credetemi sono fondamentali per il futuro dei prossimi anni o addirittura dei prossimi decenni, e gestiremo tanti soldi, lo faremo con l'onestà intellettuale, con l'onestà operativa e con l'impronta rivolta a tutti i cittadini italiani. E gli attacchi che subisce Bonafede, e gli attacchi che subisce il Movimento 5 Stelle, e gli attacchi che subisce il Presidente del Consiglio, espressione del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ne sono la conferma, perché grazie a Dio abbiamo avuto un Presidente del Consiglio
tanto capace, con una grandissima tenuta psicologica, con intelligenza e un grande coraggio a gestire un momento storico tanto drammatico come è rappresentato dai mesi appena trascorsi e dai mesi che verranno. E chi parla di governissimi, e chi dice al Presidente del Consiglio di dimettersi, nonostante le azioni concrete e serie in favore dei cittadini, la tutela della salute e del tessuto economico, lo fa perché vuole spartirsi la torta, quel sistema politico affaristico mediatico che va contro le persone per bene e invece plaude e rende degli statisti le persone che fanno parte di quel sistema, vuole mangiarsi tutta la torta. Quindi noi continueremo a lottare, non molleremo mai di un centimetro, ma voi dateci supporto, diffondete queste informazioni, fatelo voi stessi, ma chiaramente difendiamo la presenza del Movimento 5 Stelle in quel governo che dovrà gestire un sacco di denari da andare alle persone, alle gente oneste, agli imprenditori e non solo a quella stretta cerchia di potere che tutti conosciamo bene, che ha dominato per decenni su tutto e tutti. Quindi dateci una mano, difendiamo il ministro Bonafede, ma difendere oggi il Movimento 5 Stelle, presidio di legalità, presidio di trasparenza, in un periodo come questo di gestione di decine e decine di miliardi di euro, è difendere, credetemi che è così, è difendere voi stessi.